Ma oggi vi abbiamo chiamato qua in Veneto a parlare di Veneto, dove governiamo e pensiamo di essere valutati per come governiamo. Credo che a me preme rispondere dicendo che la nostra idea è quella a primavera, e quindi nel percorso da oggi e da allora, di far sì che questo chiacchiericcio, parlare sempre, gli eletti, i nominati, i scollegati, gli autoreferenziali, non sia per noi così. Noi abbiamo lanciato un'idea che parte da oggi, che si finirà il suo percorso per fine gennaio, in cui la nostra classe dirigente, quella che sarà, quella che riusciremo in qualche modo a far eleggere, sia scelta da coloro che, dai veneti. Quindi l'idea, qualcuno le chiama primarie, guardi, il tema è far sì che i veneti decidano le persone che noi metteremo in lista per andare poi a rappresentarci a Roma. Tutto il resto, il politichetto, il romano, il milanese, le alchimie, francamente ne abbiamo le scatole piene. Cioè nel senso che non riusciamo più a pensare di fare politica per i veneti, politica per il territorio, fare attività quando metà, forse di più, del nostro tempo è preso da argomenti non nostri. E ho l'impressione che perché qualcuno in più ci venga a votare, adesso faccio l'uomo di parte, credo dobbiamo parlare di cose concrete, di come pensiamo al Veneto, di come vogliamo trattare le aziende, di come vogliamo trattare il lavoro. Cioè credo che non ci chiedono le alchimie politiche della Sicilia da portare in Veneto, ma ci chiedono noi che Veneto vogliamo, con che persone vogliamo il Veneto del futuro. Oggi cominciamo a dire che quello che vogliamo per il futuro come programma, guardino come stiamo governando, ci tirino la giacca, qualche volta ci dicono anche quello che non va. Per quanto riguarda le persone, scelgano le persone. Ecco, noi vogliamo che vengano scelte dai veneti.